6 milioni di euro da destinare alla manutenzione di edifici scolastici e strade provinciali, oltre a 7 milioni di euro destinati all'aumento della forza lavoro nell'ente provincia e infine 300 mila euro per il piano territoriale di coordinamento. Durante la seduta di ieri del Consiglio provinciale è stato approvato all'unanimità il bilancio preventivo per l'anno 2025, la prima volta nella storia della provincia di Taranto che questo avviene entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ha precisato il presidente Rinaldo Melucci. Un bilancio che è assolutamente tornato in salute con risorse, economie proprie dell'ente che ci stanno consentendo, lo hanno già fatto quest'estate, di intervenire per svariati milioni sulla viabilità sia del versante occidentale che orientale, su alcuni ponti. Stiamo lavorando con la Regione Puglia all'ipotesi di un contratto di fiume per il fiume Lato, siamo già intervenuti sulle rotatorie e gli accessi che però devono trovare ancora altri finanziamenti per l'aeroporto di Taranto-Grottaglie. A questi dati saranno aggiunti successivamente altri investimenti su tutto il territorio provinciale con l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non solo. Ieri è stato anche un momento per celebrare una figura politica importante per la città. Il Salone degli Stemmi, che nel febbraio scorso era stato intitolato a Paolo Tarantino, da oggi ha anche una targa che lo certifica. Professore di matematica e fisica, ha dedicato la sua vita all'insegnamento e alla politica sempre nelle fila della Democrazia Cristiana. Ha guidato per 14 anni il Consiglio della provincia di Taranto fino alla sua morte nel 1986. Un esempio di impegno politico lo ha definito il figlio Giuseppe durante l'inaugurazione della targa. Perché oggi, in cui la gente è lontana dalla politica, in cui la politica viene vista anche in senso negativo, in cui la gente ormai decide di non andare più a votare, e poter ricordare persone che hanno rappresentato dei valori, dei territori, un rapporto umano, quando dico sempre l'assetto di mano valeva più di qualsiasi atto notarile, sicuramente può essere di stimolo a poter impegnarsi in politica per vivere in maniera civile e democratica.